Oggi parliamo di questo importante ed interessante bando pubblicato dalla Regione Veneto che va ad incentivare l'artigianato. Partiremo con un'introduzione, quindi un cappello generale dove andremo a vedere quelle che sono in linea generale i benefici che porta questo bando. Andremo poi ad analizzare più nello specifico chi sono i beneficiari di questo bando. Andremo ad analizzare l'agevolazione, la forma il volume con cui è prevista. Andremo a valutare le cumulabilità, aspetto assolutamente molto interessante di questa norma e che vi anticipo già prevede alcune cumulabilità molto interessanti, e poi andremo a vedere, visto che si tratta, anche qui anticipo, di un bando a graduatoria di merito, come questa graduatoria verrà composta. Mi presento, sono Franco Rasotto di Rete Agevolazioni, mi occupo di gestione integrata delle agevolazioni per le aziende e in particolare quindi mi occupo di tutto quello che è l'ambito 4.0 con le relative perizie, delle pratiche per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, ora innovazione e design, dei bandi regionali, e questo è un esempio dei bandi che seguiamo, e della formazione finanziata. Quindi il presupposto con cui andiamo ad intervenire sulle aziende e il motivo per cui dico che mi occupo di gestione integrata delle agevolazioni è perché cerchiamo di massimizzare il beneficio che le aziende ottengono da questo ambito, quindi dall'agevolazione, combinando in maniera opportuna più agevolazioni tra di loro. Veniamo al bando in sintesi, in pillole, diciamo. Si tratta di un contributo a fondo perduto, quindi che non deve essere restituito, del 40% per gli artigiani della regione Veneto. Le spese ammissibili sono macchinari, impianti produttivi, attrezzature, hardware, software, autocarri, impianti fotovoltaici, poi vedremo con che limitazioni. Le scadenze di questo bando prevedono un'apertura dello sportello il 6 settembre 2022 e una chiusura il 29 settembre 2022. Come vi ho anticipato, si tratta di un bando a graduatoria di merito e quindi la data da tenere in considerazione è il 29/9/2022, quindi la chiusura. Vediamo quelli che sono i beneficiari. Sono ammesse alle agevolazioni, a questa agevolazione, le imprese artigiane che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti. Devono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, avere unità operativa o le unità operative in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Veneto, nell'ambito della Regione Veneto. Devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei confronti antecedentemente alla data di presentazione della domanda. Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla specifica legge regionale che è stata emanata l'11 maggio 2018. Vediamo qual è la definizione di impresa artigiana. Banalmente, per capire se si è o no impresa artigiana, oggi basta andare a verificare nell'iscrizione nella visura della Camera di Commercio, però per capire se si deve essere iscritti o se si può essere iscritti in Camera di Commercio all'albo delle imprese artigiane, vediamo quelli che sono i requisiti. È considerata artigiana un'impresa quando al suo interno vengono svolte attività di produzione di beni, anche semilavorati, oppure prestazioni di servizi con un limite relativo alle dimensioni e alla forma giuridica. L'attività deve essere condotta e organizzata dal titolare, questo è un requisito assolutamente molto importante, che deve partecipare prevalentemente anche manualmente all'attività lavorativa ed avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell'impresa. Quindi questo è il requisito. Poi abbiamo un requisito anche dal punto di vista dimensionale. Il numero massimo di addetti che l'impresa può avere quando non lavora in serie è di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti. Il numero massimo dei dipendenti può salire fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano appunto apprendisti. Nel caso invece che l'impresa lavori in serie, purché la lavorazione non sia del tutto automatizzata, il numero massimo di dipendenti è 9, con la possibilità di arrivare a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Vediamo poi il caso in cui siamo nel settore delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In questo caso il numero massimo è di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, e il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per gli autotrasportatori il numero massimo di dipendenti è 8. Per le imprese di costruzioni edili il numero massimo di dipendenti è 10, che può essere alzato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Alcune specifiche sul calcolo del numero massimo di addetti: non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana. Non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superi un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana. Sono computati e quindi calcolati i familiari dell'imprenditore ancorché partecipino all'impresa familiare che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana. Sono computati, tranne uno, i soci che svolgono prevalentemente il lavoro personale nell'impresa artigiana. Non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali. Sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. L'impresa artigiana, sempre per parlare del numero massimo di addetti, perde i requisiti previsti dalla legge se supera il limite dimensionale per più di 3 mesi nell'anno solare, oppure con effetto immediato se supera di oltre il 20% il numero massimo di addetti. Veniamo all'agevolazione. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile. Il contributo massimo ottenibile è di 100.000 euro. Il contributo minimo è pari a 10.000 euro, che corrisponde a una spesa minima di 25.000 euro. Quindi per presentare progetti su questo bando occorre avere una previsione di spesa minima di 25.000 euro, e questi 25.000 euro sono anche il minimo che poi si dovrà andare a rendicontare. Gli interventi ammessi sono i progetti di investimento volti a introdurre nelle imprese artigiane innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche in un'ottica di sviluppo sostenibile. Vediamo ora invece quelle che sono le spese ammissibili, e quindi vediamo quali sono le spese che potremo andare a presentare come domanda. Abbiamo i macchinari, la categoria principale, che è macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto o all'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario. Ho messo un asterisco e attenzione, perché poi andremo a specificare meglio in che forme è ammesso il leasing. Dicevamo, sono ammesse le spese relative all'acquisto o all'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature. I beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali ai processi di transizione 4.0, industria 4.0 per intenderci, che poi vanno a stabilire anche il criterio di priorità, quindi danno punteggio questo tipo di interventi, che devono ovviamente rientrare nelle caratteristiche industria 4.0 che sono riportate nell'allegato A della legge di bilancio del 2017, nominata legge 11 dicembre 2016 numero 232, e che è quella, diciamo, che si riferisce appunto all'introduzione, alla prima introduzione di Industria 4.0. Le eventuali spese relative a beni immateriali, quindi software, sistemi integration, piattaforme e applicazioni, di cui è l'allegato B, sempre la solita legge, quindi facciamo riferimento all'allegato che definisce quali sono i software 4.0, connessi agli investimenti in beni materiali industria 4.0, come abbiamo visto prima, concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere quindi anch'essi compresi nell'intervento oggetto di contributo. In caso contrario, le spese dei sopracitati beni immateriali, il cui elenco è consultabile nell'appendice B oppure nell'allegato B, rientrano nella successiva lettera C del presente paragrafo. Quindi i beni immateriali che sono abbinati a un macchinario 4.0, quindi beni materiali 4.0, quindi software 4.0 che sono abbinati a un macchinario 4.0, rientrano direttamente su questa
su questa voce di spesa, mentre se non rientrano nell'allegato B vanno a finire nella successiva lettera, quindi è ancora ammissibile, però vedremo poi con alcune limitazioni. In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti esclusivamente i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa, quindi tra il 1 settembre 2022 e il 2 ottobre 2024, quindi solo in questa finestra e solo quindi le rate del leasing che scadono all'interno di questa finestra temporale saranno riconosciute come spese ammissibili, quindi è sostanzialmente una limitazione molto importante. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi, rientrano in questa voce, quindi nella voce A, purché in categoria ambientale Euro 6, e immatricolati per uso proprio anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d'opera. Adesso andiamo a vedere quelli che sono considerati autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera, che sono le auto spazzatrici, le auto spazzaneve, le autopompe, le auto innaffiatrici, gli autoveicoli scala e gli autoveicoli per riparazione delle linee elettriche, gli autoveicoli gru, gli autoveicoli per il soccorso stradale, gli autoveicoli con pedana o cestello elevabile, le auto sgranatrici, le auto trebbiatrici, gli autoveicoli per disinfestazioni, le auto saldatrici, le auto scavatrici, le auto perforatrici, le autosega, gli autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni e le autopompe per calcestruzzo. Passiamo invece a quella che è la categoria generale degli autocarri ad esclusivo uso aziendale, quindi diversa da quella che abbiamo visto fino ad adesso, e qui viene definito che sono ammissibili le spese relative all'acquisto di autocarri ad esclusivo uso aziendale, purché di categoria ambientale Euro 6 e con alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel o benzina, e solo nel caso in cui il mezzo sia strettamente necessario all'attività svolta. Tali costi saranno riconosciuti su richiesta dell'impresa per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad euro 10.000. Quindi nel caso in cui inseriamo nel progetto anche l'acquisto dell'autocarro, avremo una spesa inserita forfettariamente pari a 10.000 euro, sul quale poi andremo a calcolare il beneficio, appunto l'agevolazione del 40%. Software e realizzazione di sistemi e-commerce. Qui vediamo il limite, sono agevolabili nel limite massimo di 10.000 euro come spese, quindi anche qui andremo a inserire una spesa di 10.000 euro sulla quale poi andremo a calcolare il beneficio del 40%. Non sono ammesse le spese per i servizi di assistenza o aggiornamento software o di mera manutenzione dei siti preesistenti. Passiamo alla categoria D, opere murarie ed impiantistica, sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000 qualora l'importo riconosciuto ammissibile per la categoria di spesa A, quindi quella principale, macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature, sia inferiore a 50.000 euro. E di euro 20.000, quindi la spesa massima ammissibile è 20.000 euro, qualora l'importo riconosciuto ammissibile per la predetta categoria A, quindi quella relativa ai macchinari e impianti, sia pari o superiore a 50.000 euro. Quindi 10.000 euro se abbiamo una spesa per il capitolo A di meno di 50.000 euro, 20.000 euro se invece abbiamo questo tipo di voce che vale più di 50.000 euro. Spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico, solare termico, eolico e geotermico. Sono comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. E qui abbiamo come massimali di spesa euro 8.000 per gli impianti fino a 20 kW e euro 20.000 per gli impianti superiori a 20 kW. Anche qui stiamo parlando delle spese rendicontabili sulle quali poi si va a calcolare il contributo a fondo perduto. Infine abbiamo una categoria che si chiama spese generali, dove sono previste le spese per l'acquisto di arretti, di brevetti, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di banche dati, di ricerche di mercato, di campagne promozionali, anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazione affitti, energia, spese telefoniche, eccetera. Però conclude, per riepilogare il tutto, il costo di tali spese, da calcolarsi in misura forfettaria, è pari a euro 3.500 ed è riconosciuto a tutte le imprese partecipanti. Quindi, a prescindere dal sostenimento o meno di questo tipo di spese, un elenco
a mio avviso anche eccessivamente lungo e che ha poco senso dal punto di vista descrittivo. Quindi tutte le aziende che partecipano hanno riconosciuta come spesa forfettaria 3.500 euro, quindi anche qui andremo a calcolare il 40% di 3.500 euro, e quello è il beneficio che otterremo da questa voce. E un'altra precisazione per quanto riguarda il leasing finanziario, perché si tratta di un'operazione ammissibile soltanto con riferimento ai beni di cui alla precedente lettera A, quindi macchinari e impianti. Le spese devono essere sostenute e pagate interamente al beneficiario tra il 1 settembre 2022 e il 2 ottobre 2024, quindi attenzione a questa finestra temporale che è anche abbastanza lunga, come vedete. Per quanto riguarda il regime di aiuto, le agevolazioni saranno concesse ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea, il quadro temporaneo per la crisi relativa al conflitto russo-ucraino, qualora tale regime di aiuto venga notificato e a seguito di decisione della Commissione, nonché secondo le condizioni autorizzate dalla Commissione medesima. In assenza della notifica del regime quadro, quindi di quello che abbiamo visto appena adesso, nel precedente paragrafo, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. L'agevolazione è subordinata in particolare rispetto, ovviamente, ai massimali previsti dal regolamento de minimis e dal regolamento europeo. Salvo i limiti previsti dalle norme nazionali ed europee, è previsto il cumulo di queste voci di spesa con gli aiuti previsti dal presente bando con le agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato, in quanto applicabili alla generalità delle imprese. E qui fa un esempio esplicito citando il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui è la legge 30 di dicembre 2020 178, quindi i crediti d'imposta sostanzialmente sono cumulabili con questa norma, e poi vedremo concretamente questo, anzi lo vediamo subito, ipotizzando un investimento in un bene 4.0 per 100.000 euro. Sappiamo che attualmente l'incentivo per il 4.0 arriva fino al 40%, quindi calcoliamo il 40% di 100.000 euro e sono 40.000 euro distribuiti in 13.333 euro all'anno nei 3 anni di applicazione della norma. Abbiamo poi da calcolare il beneficio fiscale derivante dall'esenzione IRES e IRAP del credito d'imposta Industria 4.0 che incide per l'11,16%, quindi sono altri 11.160 euro, ed infine applichiamo il fondo perduto del 40% di questa norma, quindi del bando per gli artigiani del Veneto, e sono altri 40.000 euro. La somma di tutto dà 91.160, pari al 91,16%. Tradotta in termini diversi, possiamo portarci a casa un bene da 100.000 euro sostenendo un costo effettivo pari a 8.840 euro, quindi un'occasione assolutamente molto molto interessante. Le scadenze, la domanda può essere presentata a partire dalle ore 10 di martedì 6 settembre e fino alle ore 12 di giovedì 29 settembre 2022. Come abbiamo già detto, si tratta di una graduatoria di merito, quindi la scadenza importante da tenere presente è quella finale, quindi le ore 12 di giovedì 29 settembre 2022. L'istruttoria si concluderà salvo integrazione, salvo quindi la richiesta di integrazioni entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime, quindi entro fine anno sostanzialmente dovremo avere le risposte per quanto riguarda la graduatoria definitiva di ammissibilità a questo bando. Vediamo per quanto riguarda la rendicontazione. Il periodo di rendicontazione parte dalle ore 10 del 15 marzo 2023 e fino al termine perentorio delle ore 17 del 15 ottobre 2024. Quindi vedete che è leggermente spostato più avanti, quindi se anche le spese le dovessimo sostenere già ora, comunque dovremmo rendicontarle dopo il 15 marzo. Come avete visto, la scadenza della sostenibilità delle spese, del sostenimento delle spese, è comunque precedente alla data di scadenza del termine di rendicontazione. Quindi bisogna stare attenti alla differenza che c'è in queste due date.
Altra cosa importante, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 60% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto dall'articolo 14 lettera B e non inferiore a 25.000 euro. Quindi, tradotto in pratica, se ho presentato una domanda per 100.000 euro, io dovrò rendicontare almeno 60.000 euro di spese e avendo comunque il limite minimo di 25. E questo ovviamente è un problema perché nel caso in cui io vada a presentare una domanda per 30.000 euro, è chiaro che la spesa minima non sarà il 60% di 30.000 euro, ma sarà invece la spesa minima ammissibile che dovrà essere rendicontata a pena di revoca del contributo di 25.000 euro. Il rimando all'articolo 14 fa riferimento a una possibilità di ridurre ulteriormente la spesa ammissibile sotto il 60%, però con una penalità. Il progetto, in ogni caso, a prescindere da quanto è rendicontato, deve essere concluso e operativo come abbiamo visto dall'articolo 5, come è scritto nell'articolo 5 nel paragrafo 5, torniamo indietro, nell'articolo 5, paragrafo 5.2, quindi è obbligatorio che sia concluso e operativo entro le scadenze previste dal bando. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 6.1, quelle che abbiamo visto prima, fino a un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo, fermi restando gli eventuali limiti massimi di ammissibilità relative a singole tipologie di spesa di cui l'articolo 6. Quindi posso spostare tra una voce e l'altra per un massimo del 20% e ovviamente devo rispettare il massimale previsto per la singola voce. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e la documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda. Passiamo al capitolo finale, che è quello relativo ai punteggi. Come già detto più volte, si tratta di un bando a graduatoria di merito. Significa che una volta che tutti avranno presentato la domanda entro la scadenza, la Regione prenderà tutte queste domande, calcolerà per ognuna delle domande il punteggio in base allo schema che andremo a vedere e comincerà a distribuire, o meglio ad aggiudicare i fondi a partire da chi ha punteggio più alto e poi via via scendendo. Quindi è chiaro che più alto il punteggio che otteniamo in questa fase, più è alta la probabilità di essere ammessi al beneficio. Vediamo quelli che sono le caratteristiche che danno punteggio. Abbiamo come primo capitolo quello relativo agli apprendistati, abbiamo in particolare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'apprendistato professionalizzato o contratto di mestiere, l'alta formazione e ricerca, che siano attivati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 5 settembre 2022 e in questo caso, nel caso abbiamo uno di questi contratti attivato, abbiamo 0,5 punti, nel caso ne abbiamo 2 abbiamo 1 punto, tra 3 e 5 contratti abbiamo 2 punti, oltre 5 contratti abbiamo 3 punti. Le imprese operanti nei settori di rilevanza strategica in rapporto alle produzioni regionali guadagnano 3 punti e per verificare è sufficiente andare a vedere l'appendice 2 al bando e confrontarla con il proprio codice Ateco. Se il codice Ateco rientra appunto nell'appendice 2 si prendono 3 punti. Attività volta alla realizzazione di prodotti ad alto contenuto originale e creativo, anche qui abbiamo una tabella Ateco e in questo caso, nel caso appunto di coincidenza con il codice Ateco, abbiamo 2,5 punti. È prevista, valgono, o meglio, ci sono 2,25 punti nel caso sia prevista l'introduzione del processo produttivo di almeno un bene 4.0 e quindi qui è assolutamente importante che l'investimento comprenda anche un bene 4.0 con le caratteristiche che abbiamo visto bene o male già prima e che immagino conosciate. Abbiamo 2 punti per le imprese a forte consumo di energia operanti in settori particolarmente colpiti dalla crisi russo-ucraina, come individuati dalla comunicazione della Commissione europea 2022 C131I01. Anche qui però abbiamo un appendice 4 con i relativi codici Ateco, quindi anche qui prendiamo il nostro codice Ateco, andiamo a verificarlo con l'appendice 4 e verifichiamo se possiamo ottenere questi 2 punti.
Per le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa artigiana dei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali dell'abbigliamento su misura abbiamo 1,5 punti. Se l'intervento è localizzato nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 marzo 2017, sostanzialmente il Comune di Venezia, abbiamo un punto. Se l'intervento è localizzato in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014-25 che definisce quali sono i comuni montani, abbiamo 0,5 punti. Se l'intervento è localizzato in area di crisi industriale non complessa, riconosciuto con decreto del MISE del 19 dicembre 2016, qui trovate anche il link all'elenco delle aree, abbiamo 0,25 punti. Se si tratta di un'impresa di maestro artigiano riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018 numero 34 alla data del 30 giugno 2022, quindi quella lì è la deadline per avere questa qualifica, si ottiene un punto. Se si è in possesso del rating di legalità si hanno 0,5 punti. Se sempre in possesso della ISO 9001 si hanno 0,4 punti, se si è in possesso della certificazione 14001 si ha 0,4 punti, se si è in possesso della registrazione EMA sono altri 0,4 punti, se si è in possesso della certificazione 50001 altri 0,4 punti, se si è in possesso dell'ISO 45001 0,4 punti. La somma di tutti questi punteggi dà ovviamente il punteggio che stabilirà la graduatoria. Ho calcolato che il punteggio massimo teorico, visto che in realtà dal punto di vista territoriale o si è a Venezia o si è in montagna, quindi non possono coesistere le due casistiche, sono 18,75 punti. Il punteggio, come avete visto, inerente all'investimento, quindi nel caso in cui il bene sia Industria 4.0, vale da solo 2,25 punti. Per i punteggi relativi all'ubicazione abbiamo punteggi che vanno da 0,25 a 1 punto, il punteggio per la certificazione vale nel complesso 2,25 punti, è come avete capito rilevante il codice Ateco, quindi essere tra le aziende individuate nelle categorie che abbiamo visto prima. Un consiglio personale, mi sento di dire che sotto i 2,25 punti non ha senso presentare la domanda, perché mi immagino, vuol dire che le domande che verranno presentate avranno bene o male tutte la caratteristica di Industria 4.0, se non tutte, diciamo buona parte, e quindi valutate bene insomma l'opportunità di andare a presentare la domanda, tenendo conto però che non c'è un pregresso di questo tipo di bando, e quindi in realtà anche quello che sto dicendo, quindi 2,25 punti non c'è scritto da nessuna parte che sono il minimo ammissibile, perché potrebbe succedere che la domanda non viene presentata da poche aziende e quindi si va anche sotto questo parametro. Io personalmente ritengo di no, però ecco, un calcolo preliminare va fatto per capire quanto senso ha andare a presentare questo bando. Se avete piacere che lo facciamo assieme, contattatemi, poi vi lascio tutti i miei riferimenti in maniera che facciamo rapidamente questo calcolo e capiamo, vuol dire, se ha senso procedere con la presentazione del bando. Vi faccio un riepilogo finale delle date che avete visto sono molto articolate e molto complesse. Le spese ammissibili vanno dal 1 settembre 2022, quindi partiamo già dal 1 settembre anche se non abbiamo ancora presentato la domanda e le spese sono già ammissibili, e arrivano fino al 2 ottobre 2024. Per la presentazione della domanda abbiamo la finestra che va dal 6 settembre 2022 al 29 settembre 2022, quindi attenzione a questa ultima data, 29 settembre 2022. Per la valutazione la regione si prende 30 giorni, quindi teoricamente, salvo la richiesta di integrazioni, entro il 29 dicembre dovremmo avere le risposte con la graduatoria definitiva. E poi per la rendicontazione, quindi per la richiesta del contributo, abbiamo la finestra temporale che va dal 15 marzo 2023 fino ad al massimo il 15 ottobre 2024, quindi traslata un po' più avanti rispetto alla scadenza delle spese ammissibili.
Come posso e possiamo aiutarti su questo bando? Beh, diciamo che quello che facciamo solitamente su questo bando su questi bandi di tipo regionale iniziare da quello che ci siamo già detti, quindi da una valutazione del punteggio per capire se ha senso partecipare e poi valutare anche quello che è il miglior approccio, quindi capire utilizziamo o non utilizziamo il 4.0, in che misura lo utilizziamo e quindi anche tener conto se per caso ci sono nello specifico dell'investimento anche altre opportunità. Ricordo che comunque vuol dire non tutti i beni sono 4.0 e quindi ci sono dei beni che non sono 4.0 ma che potrebbero godere di altre forme di incentivazione, quindi è opportuno andare a valutarlo per avere la massimizzazione del risultato agevolativo. Ci occupiamo poi della raccolta della documentazione e della rielaborazione dei dati in maniera da poter presentare la domanda. Presentiamo la domanda e poi una volta aggiudicata la domanda e effettuato l'investimento andiamo ad assistervi in quelle che sono le operazioni molto delicate, bisogna fare molta attenzione alla rendicontazione, alle operazioni di rendicontazione delle attività effettivamente svolte, quindi andiamo a presentare i documenti alla regione per ottenere il rimborso del contributo a fondo perduto previsto. Con questo io ho concluso, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi lascio qui di seguito tutti i miei riferimenti, sapete che il sito di riferimento a cui potete trovare gli approfondimenti e tutte le notizie relative alle agevolazioni è reteagevolazioni.it. Vi auguro una buona partecipazione ai bandi di finanza agevolata. A presto!